I modelli previsionali ci dicono questo, cioè che adesso siamo in discesa e quando eravamo in salita ci dicevano che eravamo in salita. Ci aspettiamo una fase di stasi, di arresto, cioè non ci aspettiamo uno svuotamento totale. La parola d'ordine resta una, prudenza, anche perché, ribadisce Zaia, esiste un momento ben preciso nel quale tirare le somme. Noi abbiamo una deadline per fare un bilancio che è fine febbraio. Ci dirà anche quale sarà lo stato dell'arte rispetto alle nuove infezioni. Cioè, sarà innegabile che avremo delle nuove infezioni. La vera sfida è capire se saranno piccoli cluster, contenuti, diciamo, fra virgolette, brutto da dire, ordinaria amministrazione ormai rispetto a quello che abbiamo vissuto, o se ci sarà una nuova tendenza a riprendere la curva. Se riprendiamo la curva, i parametri stabiliti oggi dall'Istituto Superiore della Sanità ci sparano direttamente in arancione e rosso. Il governatore mette in guardia: nessuno pensi che con il vaccino o la sperimentazione degli anticorpi monoclonali l'incubo possa finire in fretta. La prima arma è sempre quella che ci accompagna da un anno a questa parte: mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani. Inevitabile l'appello al mondo degli sci, a 2 giorni dai mondiali di Cortina. Lì c'è un ambiente ipercontrollato, però è pur vero che se qualche cittadino ha modo, penso anche a tutti coloro che gravitano nell'ambiente, diciamo, del comune di Cortina, insomma di quelle località, non è vietato spostarsi, siamo in zona gialla e così vale anche questo appello per le piste da sci di avere la massima attenzione. Cioè anche a sciare bisogna andare con la mascherina, quantomeno portarla in tutti gli impianti di risalita.